Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo, come stai? Buongiorno professor Maggi, buongiorno. Ormai sono diventato io che sono basso polesine eccentrico, ormai cittadino di Rovigo perché siamo sempre a Rovigo. Non solo amico mio, la riconoscono nei ristoranti. È vero, sai che ero con un nostro comune amico ed era convinto, avessero salutato lui che è persona blasonata e lui ci è rimasto male. Vabbè. Sprizzetto. Grazie naturalmente allo sprizzetto, ma non solo, anche grazie all'amico Renzo. Cosa parliamo oggi? Professor Maggi, lei ha il diritto di prelazione. No, prima fuori onda, cosa che pensavamo di parlare? Pensavamo di parlare dell'università. Ah, dell'università, esatto. Allora, prendo spunto, io te l'ho detto proprio fuori onda pochi minuti fa, che io la notte non dormo, quindi per dormire mi ascolto le cuffiette. Tra l'altro non funzionano le cuffie senza fili, ho quelle col filo che ogni volta poi mi sveglio che quasi quasi mi impicco, ma questa è un'altra storia. E ascolto Alessandro Barbero si chiama? Si chiama Barbero sicuro. Alessandro Barbero, è professore all'università del Piemonte occidentale, ecco, orientale. Uno storico bello, grande affabulatore, piace molto ascoltarlo. Allora ci diceva che, parlando di Torino non era la città più importante del comprensorio, era più importante qualche paesino o qualche paese molto meno blasonato al giorno d'oggi. Diventò grande perché spostarono l'università mi sembra da Novara o da qualcosa di simile a Torino, e Torino esponenzialmente crebbe. La domanda è questa: quanto potrebbe essere da volano per far diventare Rovigo? Ne abbiamo parlato la volta scorsa nell'ultimo sprizzetto. Rovigo ha tutte le potenzialità per crescere, forse gli manca la mentalità di essere una grande città, però l'università potrebbe fargli quel salto in più. Questo è verissimo, anche perché l'università, che è del 1992-93, noi abbiamo un consorzio universitario, sì, e adesso comincia a penetrare nel tessuto della nostra provincia, bisogna dire della nostra città. La provincia deve ancora rendersi conto che ha, però lei ha detto una cosa verissima che compete a noi valorizzare. Cresce un nuovo corso di laurea. Sì, quello dell'ingegneria mi sembra. No, non solo? Quello dell'ingegneria idraulica. Ah, che ci sta e ci cade a pennello. Quindi la collaborazione con le due università, l'Università di Ferrara e l'Università di Padova, più la scuola infermieri, cioè noi siamo un piccolo polo universitario ed è una cosa veramente meravigliosa. No, ma tra l'altro non capisco, forse a fare un passo a sprovincializzarci. Ecco, perché poi Rovigo, dal punto di vista anche geografico, è in una posizione ideale, in mezzo in un'autostrada importante, la Bologna-Padova. C'ha la superstrada, c'è l'altra autostrada, la Pirubì famosa, quella che arriva fino in Valdastico, a Trento perlomeno. Quella arriva a Badia Polese. Quindi geograficamente e logisticamente avrebbe dei numeri da poter spendere. Forse bisogna, come dici tu, spostare un pochino la mentalità. Sì, il problema è di mentalità, cioè di credere di più in se stessi e di trovare questo, noi che ragioniamo spesso con i membri della pubblica amministrazione, trovare una mentalità da parte della pubblica amministrazione aperta, che sia più accogliente rispetto alle nuove idee, alle nuove imprese e alle nuove imprese private, perché spesso si ha l'abitudine di pensare che solo l'impresa pubblica sia foriera di cose positive. In una visione keynesiana. Ma mi piace fare sfoggio di due parole che conosco. No? Ne ho due. Quindi lei è un volpino, diceva qualcuno. Un GF, cosa vuol dire? Un gran figo. Pensavo peggio. No, assolutamente. Ecco, quindi sproniamo amministratori, aziende, eccetera. Ci hanno fatto la Camera di Commercio insieme a Venezia, che forse ci ha penalizzato un pochino, ma questa è un'altra storia, ne parleremo. Siamo diventati periferici completamente, ma sì. Una volta ne parleremo e io penso che le chiederò di fare una cosa, siccome lei è general manager di dello sprizzetto, potremmo portare
discutere con noi un giorno il nuovo presidente degli industriali di Rovigo, ragazzo che ama moltissimo, è di Torino, pensi, non è neanche, è qui da poco più di 20 anni e ama moltissimo la città ed è diventato presidente degli industriali di Rovigo, nella Rovigo Venezia, con molte idee e molte ambizioni. La prossima volta lo facciamo con lui. Questo mi fa piacere perché, come ti ripeto, le potenzialità per crescere Rovigo le ha. Una provincia anomala, fatta a sigaro, quindi che non ha forse tanti collegamenti tra... È la prima volta che sento questa definizione, a sigaro, sì. È la prima volta. Ah, sì. Complimenti. Però purtroppo c'è da una parte il mantovano e da una parte il basso polese che ha tutta un'altra mentalità. Era un autista del Corriere del Deserto, quando parti da Melara e ti arrivi a Porto Torco, ti smetti da dove si partiva. Ah beh sì, sono 110 km. Sì. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Adesso ordiniamo e poi... Sì, signori, spero che... perché abbiamo dovuto cambiare bar, perché no? Perché c'era freddo. Non c'era freddo da morire, qua invece siamo al caldo. Siamo al caldo. A Vabbè. 100 metri dal consorzio universitario, dalla sede dell'università. Quindi informatevi, se giovani se volete laurearvi, meno giovani se volete laurearvi, Siamo qui, informatevi. Il CUR, arrivederci, buona giornata. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.